Bentrovati al meteo. Pressione in diminuzione, il tempo diventerà più instabile nella giornata di giovedì 8 luglio e non si escludono anche dei fenomeni violenti. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo un ampio soleggiamento. Col passare delle ore però il nostro territorio sarà bagnato da frequenti temporali, dapprima sulla pianura meridionale e sulle zone pedemontane, a seguire rovesci diffusi su tutta la nostra regione. A tratti potranno essere anche intensi e con possibili locali grandinate. Venti localmente moderati da direzioni variabili. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 17 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà diverso, con tanto sole e tempo più asciutto durante le ore diurne. Entro sera-notte precipitazioni più diffuse. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso più asciutto al mattino, a seguire temporali un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.